noi a fine anno, voi a fine anno non ci volete fare arrivare. Cioè, voi a fine anno non ci volete fare arrivare. Cioè, a me non me ne fotte niente che abbiamo passato, perché vabbè, era il minimo passare il turno contro Modena, era il minimo. Però cioè, casate mette mano al portafoglio, Aurelio, qui devi mettere mano al portafoglio, cioè basta sta telenovela, Lukaku, Osimhen, sei sotto contratto con il Napoli, non me ne fotte un cazzo, giochi nel Napoli, non me ne fotte un cazzo, mi dispiace, ma io penso così. Lukaku, non vuoi prendere Lukaku, tieni Osimhen. Ragazzi, qua serve l'attaccante. Non diciamoci stronzate, qua serve l'attaccante, serve la punta di sfondamento. Non puoi fare una stagione con Raspadori e Simeone che deve andare alla Lazio, che attualmente è fermo perché non si può muovere, o al Genova, che tira, che va a tirare un calcio di rigore, mamma mia, Meret che fa due paratone, cioè, il Modena che piglia la traversa, mamma mia. Io vi ribadisco e ripeto, voi a fine anno non ci volete fare arrivare. Cioè, ragazzi, io ve lo giuro, ho rivisto i fantasmi di Garcia e Mazzarri, che il Napoli giocava e non riusciva a vincere la partita. Primo tempo lasciamo perdere, pietoso veramente. Il secondo tempo, meno male, almeno alla voglia ce l'hanno messa di andare a vincere questa partita, non ci siamo riusciti. Cioè, se era l'anno scorso la perdemmo sta partita, io ve lo dico già da oggi. Se era l'anno scorso la perdavamo sta partita, invece siamo riusciti a vincere ai calci di rigore. Ma tu non ci dovevi nemmeno arrivare ai calci di rigore. Ragazzi, in questa squadra manca qualità. Quando lo vorrete capire che manca qualità? Neres, vai a prendere subito Neres. Politano non può pazziare. Gonce in da 20 minuti ha fatto più quello che ha fatto Politano. Cioè, ragazzi, Politano fa sempre la stessa cosa. Rientra, sinistra e ti, che lo fa? Sono 20 anni che fai! Innanzitutto non vi ho salutato, buonasera e ben ritrovati sul canale di Neapolis 1926. Per prima cosa iscrivetevi al canale, è gratis, un piccolo sfogo ci sta, perché ragazzi, uno mi dice sei pessimista, sono pessimista perché siamo al 10 d'agosto e la squadra non è pronta, la squadra non è completa, la squadra va completata. Questa squadra non va manco in Champions League. Comunque Spinazzola, bella prestazione, Kvara, lasciamo perdere. Meret, chiave da Guglielmo, seduta stante stasera, dopo questi due miracoloni che ci hai fatto. Però ragazzi, è preoccupante la cosa, sono sincero. A parte il Maradona tutto esaurito, non era tutto esaurito, non era sold out, mancava ancora da tante persone, non era un sold out, però l'hanno fatto passare come sold out, non ci capite come mai. Però a parte questo, c'è la voglia, c'è, i tifosi ci hanno visto tutta quanta, addirittura quando Di Lorenzo è andato a tirare il calcio di rigore, gli applausi, perché se no è troppo emotivo, il ragazzo è emotivo, Guaglione è emotivo, e quindi è giusto fargli l'applauso, perché è emotivo, è emotivo. Poi se no Giuffredi rompe il cazzo, vabbè. A parte questo, il Napoli passa il turno con i brividi, vi ribadisco, con i brividi, guagliù, si Modena segnava stasera, se quello stasera non pigliava la traversa, se quello stasera non prendeva la traversa, noi lo prendevamo nelle pacche, ma sano, ci avete fatto fare il giallo un'altra volta nelle mutande, e non è normale questa cosa, guagliù, non è normale. Conte che però vedete poi come cambia modulo, mette il 4-2-4 perché alla fine deve spingere, no? E quindi cambia modulo, il 4-2-4. Non lo so, non lo so. Comunque io sono convinto che Ngonce deve giocare al posto di Politano sempre. Sempre. Spinazzola, al primo tempo stava anche andando vicino al gol, Spinazzola mi garba tanto, Spinazzola già l'ho detto negli altri, Spinazzola secondo me è stato un acquisto azzeccato. Rafa Marino questa sera non ha giocato Buongiorno, ha fatto una bella prestazione Buongiorno, tutto sommato non ha pazziato male Buongiorno. Però ragazzi siamo indietro e se non ci muoviamo è un casino, se non ci muoviamo è veramente un casino. Aspettate, spengo un attimo la luce perché non si sa mai, non lo so, ho visto
movimenti sospetti, è meglio spegnere la luce, no, non è nessun movimento sospetto, mi scuso per questi attimi di secondi senza luce. Comunque stavo dicendo, cioè tu mi devi dire, sto coglione si è fermato in mezzo alla strada, perciò ho spento, perché ho detto se è successo qualcosa. Oh, è tappiccio o no? Guarda la puttana di tua mamma. E niente, voglio un zappiccio più la luce. Ah, giustamente se non accendi il bottone non parte. Comunque ragazzi, è notte, mi dispiace, un'altra volta buongiorno, buonasera. E non lo so, la squadra non è completa. Qualcuno mi dice, te sei pessimista, oggi mi hanno scritto, te sei troppo pessimista. No ragazzi, io sono realista. Io ho sempre detto che solo Conte non può farti fare il miracolo. Quando capite questo, sarà troppo tardi. Conte stasera, secondo me, la parrucchino che tiene in capo stasera, Conte lo steve per strappare quando è venuto il calcio di rigore, quando che tira sbagliato il calcio di rigore. Comunque Napoli passa, siamo passati, l'importante era passare il turno, mi aspettavo una goleata, non una goleata, ma cazzo almeno un 2-3-0 tranquillo, no, manca quello, sono sincero, ma ti fatto foggiare in da mutante. Comunque detto questo, noi ci becchiamo domani per parlare un pochino meglio della partita. Ora poi è a caldo, naturalmente non si può parlare perché a caldo la mente va da altre parti, no? Comunque fatemi sapere voi cosa ne pensate qui sotto nei commenti, sempre e comunque forza Napoli. Ciao, buonanotte.